Un benvenuto a tutti voi presenti qui in sala stampa, a chi ci sta seguendo da remoto, a chi ci vedrà appunto con quello che faremo oggi, che poi metteremo sui nostri canali social e sul sito web del Consiglio regionale. Un ringraziamento particolare al collega Marco Dolfin che ha voluto l'evento odierno, al sindaco di Chioggia, ai suoi collaboratori del servizio turismo, eventi e marketing del comune clodiense che hanno organizzato appunto dal 7 al 16 luglio la grande festa che oggi presentiamo. Grazie a tutti gli operatori coinvolti, presenti qui a Palazzo Ferrofini, ma dal 6 luglio protagonisti in una competizione gastronomica unica in Italia. Per me è appunto un onore accogliervi a Palazzo Ferrofini, la sede della più alta istituzione democratica della Regione Veneto, la casa di tutti i veneti che oggi idealmente si stingono appunto a Chioggia, uno dei più importanti centri della nostra regione, una città di una fortissima identità, le cui origini ci parlano appunto del mito del Notos, il viaggio, il mito fondante della cultura greca. Clodio, l'eroe eponimo di Chioggia, non è un'invenzione ma una testimonianza di una storia antichissima che fa di questa città un autentico simbolo del miglior Veneto. Città dalla forte identità che è difficile non amare per la sua dimensione ancora raccolta, per i suoi abitanti espansivi e calorosi, per la sua urbanistica che permette di leggere l'impianto medioevale rimasto nella sostanza inalterato, nel riproporre appunto il rapporto tra la città, i canali, la laguna, tra gli abitanti e le vie d'acqua. Ecco perché, a mio avviso, la festa che oggi presentiamo è particolarmente importante, soprattutto per noi veneti, perché essa celebra in maniera gioiosa quanto ghiotta, non senza rinunciare alla tradizionale rivalità che è caratteristica precipua della vis polemica anche di questa città, il rapporto unico che esiste tra il mare e Chioggia, non solo tra la flotta dei pescherecci e quanti lavorano direttamente o indirettamente nella pesca, ma tra l'intera cittadinanza e il mare. E questo rapporto si esalta nell'essere appunto tra i principali porti della pesca in Italia, tra i più importanti mercati di pesce del Mediterraneo, ma anche essere località turistica tra le più amate e frequentate, soprattutto dai veneti che qui si sentono a casa propria. Non è poi un caso se a Chioggia ci siano anche degli ottimi ristoranti di pesce, ma con una rara concentrazione di alta qualità enogastronomica, frutto appunto di una grande storia ittica, ma anche di uno straordinario rapporto con il territorio che qui produce ottimi prodotti a partire giustamente dal celebrato radicchio. Insomma, motivi per andare a Chioggia ce ne sono molti e tutto l'anno, ma oggi c'è un motivo in più, c'è una festa autentica che diventa persino sfida, non così millimetrica come appunto il Palio della Marcigliana, ma sicuramente gustosa tra gli stand e il modo di interpretare la cucina tradizionale con una verve rara. La tradizione è la capacità di innovare rimanendo se stessi, in quanto appunto gli operatori e i chiogiotti sono veri maestri, e del resto quando si arriva a celebrare l'84esima edizione di una festa come quella che appunto quest'anno animerà Chioggia, vuol dire che c'è tanta sostanza, tanta qualità, tanta storia, come dicevo all'inizio, una straordinaria identità. Nel mondo globalizzato, segnato da cibo spazzatura, dove tutti i sapori vanno omogenizzandosi, preludio della omogenizzazione dei saperi, dell'appiattimento di modi di pensare, la festa del pesce di Chioggia è un emblema di resistenza di una cultura antica che è stata capace di rinnovarsi nonostante le tante difficoltà che spesso segnano la vita della gente del mare. Guardiamo appunto l'Europa in questi giorni, ad esempio. Ecco perché è giusto non solo festeggiare, ma anche ricordare ai cittadini quanto difficile è la pesca, rammentando, come dicevo, la nuova normativa europea sulla pesca a strascico e il contestuale aumento delle aree di tutela marina entro il 2030 rischiano di avere una ripercussione in termini occupazionali ed economici drammatici per la nostra flotta e per le realtà come Chioggia. Andare alla festa del pesce e dunque oggi assume anche un doppio valore: il piacere di vivere un'esperienza non solo enogastronomica eccezionale, si aggiunge anche la vicinanza e la solidarietà a questa città e a tutti i suoi abitanti. Ho parlato fin troppo, do la parola al collega Marco Dolfin che, ripeto, ha fortemente voluto l'iniziativa di oggi. Marco, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, ben presenti oggi qui, benvenuti in sede appunto del Consiglio regionale del Veneto. La prima volta che abbiamo una conferenza stampa sulla Sagra del Pesce e questo mi dà onore veramente importante perché l'84esima edizione, insomma, dal 7 al 16 di luglio vedrà il centro storico di Chioggia in maniera importante essere rappresentato da tante realtà, dagli stendisti piuttosto che da altre realtà che metteranno in rete insomma tutto l'aspetto culinario e non solo della storia, della cultura e delle nostre tradizioni. Ringrazio appunto dell'opportunità il Presidente Ciambetti e ovviamente tutta l'ufficio della stampa appunto regionale che ci dà questa opportunità e ovviamente a tutti voi qui presenti. Un evento che vede coinvolto non solo l'amministrazione comunale ma vede presente la Proloco, vede presente le cooperative ittiche piuttosto che il mercato orticolo e l'associazionismo locale e ovviamente gli sponsor che nella figura appunto della Banca Patavina e tanti altri appunto contribuiscono non poco a questo evento, un evento che è formato appunto dal contributo dei privati che poi dopo via via senza ovviamente scopi di lucro ma che danno la possibilità poi alle varie realtà di poter funzionare nel corso appunto della gestione della sagra. Qualche accenno storico è giustamente doveroso, dopo 2 anni appunto di Covid abbiamo visto, l'anno scorso nel 2022 è ripartita alla grande, 140.000 presenze che hanno visto arrivare tanti cittadini, tante realtà del nostro Veneto, ma non solo dell'Italia e anche dei paesi esteri e soprattutto quelli che magari sono in zona, che stanno facendo le loro ferie e dunque le loro vacanze, ne approfittano anche di questa grande manifestazione. Come dicevo, un evento importante, l'84esima edizione, parte addirittura dal 1938, come tante realtà dei territori, anche Chioggia all'epoca ha voluto diciamo così, mettere in mostra i propri prodotti del mare, della natura ed ecco appunto siamo arrivati ai giorni d'oggi con questo evento importante che nel 2013 è stato anche è stato assegnato anche come un conoscimento importante con un bollino, una delle 100 meraviglie d'Italia, addirittura dal Forum Europeo dei Giovani, che ha dato questa opportunità e dà ancora onore ancora di più a questo evento. Come dicevo, tante presenze e anche quest'anno sicuramente l'auspicio e l'augurio che ci siano e ovviamente come ha detto il Presidente Ciambetti il tema della pesca a noi è molto caro. E in questi giorni ci ha visto essere a fianco del mondo della pesca su tutti i porti della Costa Veneto, ma a livello proprio nazionale. La politica a 360 gradi è stata a fianco ed è al fianco delle marinerie, delle varie associazioni di categoria, di pescatori, proprio per portare avanti il problema del piano di azione che è messo in campo dall'Europa. E in questi giorni, abbiamo visto ieri, l'Italia tutta compatta ha votato contro. Questo non è una questione di fare polemiche o quant'altro, ma è giusto rimarcare questi aspetti perché noi vogliamo bene al mondo del mare, ma ovviamente il futuro può essere sì sostenibile, ma deve essere anche accompagnato da una sostenibilità economica e soprattutto sociale e lavorativa. Detto questo, vorrei dare ovviamente la parola al sindaco di Chioggia, che è anche la figura come assessore che ha la delega all'assessorato al marketing e al turismo, è dunque un piacere averlo qui con noi oggi e dunque sindaco a lei. Bene. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti per l'ospitalità. Per noi ovviamente è un onore essere qui presso il Consiglio Palazzo Ferrofine, presso il Consiglio regionale del Veneto. Grazie al consigliere regionale Marco Dolfin. 84esima edizione, quindi è ben più vecchia di noi questa Sagra del Pesce, però come dico sempre, se dura, se sta durando, se sta continuando,
è proprio perché vuol dire che la Sagra del Pesce è partita, è stata fatta e viene fatta con amore. Io dico sempre che le cose fatte con amore sono destinate a durare nel tempo, come è la Sagra del Pesce. Ci sono 6 stand, 2 cicchetterie, credetemi che io quando incontro gli standisti, quando li incontrerò pochi giorni prima dell'inizio della Sagra, dico sempre, mi raccomando, che non è al di là, c'è solo una sagra, mangi, bevi, ti diverti, stai bene, guardi gli spettacoli che sono stati curati dalla Proloco, che poi ovviamente daremo la parola, ma per noi della città di Chioggia è promozione pura del territorio, promozione pura del prodotto ittico, promozione pura della nostra città. Ecco, domani avremo anche una conferenza stampa a Chioggia con il duo che è un trio dei comici Marco e Pippo, che sono stati ingaggiati dall'amministrazione comunale, dall'ufficio eventi e marketing. Perché? Perché abbiamo copiato dalla regione in questo, ecco, abbiamo copiato dalla regione perché abbiamo pensato di promuovere la nostra città e tutti i punti forti della nostra città grazie ai comici. Comici che sono molto conosciuti in Veneto, fanno sempre sold out al Palageox quando fanno i loro spettacoli. Quindi avremo Duilio Laines che parleranno della nostra città, della spiaggia, avremo l'assessore Ciano Contin che parlerà della parte culturale della nostra città, della pesca, dell'agricoltura, però adesso venendo a noi, Sagra del Pesce, sono 10 giorni di festa perché volevo riallacciarmi con i problemi del mondo della pesca, ma credetemi che non è mia volontà far polemica oggi nei confronti dell'Europa, un'Europa che ama gli insetti, che vuole portare gli insetti nelle nostre tavole. Io sinceramente preferisco andare alla Sagra del Pesce e mangiarmi un fritto misto, mangiarmi i fasolari crudi, mangiarmi i fasolari gratinati, mangiarmi le sarde in saor, mangiarmi le ostriche di Gianluca, ecco, quindi per dire la differenza che c'è tra noi e quello che vuole la nostra Europa, diciamo ambientalista, perché mi dicono che essere ambientalisti questi che propongono queste regole stravaganti che danneggiano ovviamente i nostri pescatori. Quindi 6 stand che lavoreranno 10 giorni e credetemi lavoreranno sodo, perché 10 giorni con oltre 100.000 presenze come l'anno scorso non è semplice. Io dico sempre, mi raccomando, lavorate bene come siete in grado di fare, come da sempre fate, perché la gente quando mangia bene, si trova bene nella nostra città, trova i camerieri, che sono anche tanti giovani volontari, ragazzi giovani che vogliono aiutare il territorio, dico sempre quella persona che si alza, che fa foto, fa video, poi pubblica le cose sui social. È tutta promozione gratuita che viene fatta ovviamente alla nostra città. Quindi 10 giorni intensi, 10 giorni di festa, 10 giorni di sana cucina. Alla fine della Sagra del Pesce l'anno scorso, che ero al mio primo anno da sindaco, ho voluto ringraziare tutti gli standisti e ho fatto sorridere anche loro. Perché? Perché il giorno dopo e anche per gli altri 2 o 3 giorni dopo, io l'ho detto pubblicamente ma lo dico adesso, ho sentito il primario del pronto soccorso. Perché ho detto guarda, ma scusi dottore Tiozzo, ma c'è stato qualche ricovero, qualche intervento per qualcuno che si è sentito male? No, assolutamente no. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il prodotto è sano, è conservato bene, viene cucinato bene. Ecco, quindi questo è già un primo input che ti deve far venire voglia di venire a Chioggia quei 10 giorni per mangiare ovviamente dell'ottimo prodotto. Poi abbiamo 2 cicchetterie, quest'anno vediamo se riusciamo anche ad organizzare con qualche tavolino, ovviamente perché la gente che cicchetta, che beve l'aperitivo e tutto, si può anche essere più comodo nel nostro Corso del Popolo. E poi spettacoli che ovviamente saranno curati dalla Proloco, eventualmente entreranno nel merito loro. La logistica, per tutti dico, parcheggiate nella zona di Val d'Ario dove c'è il porto nuovo, lì avremo delle navette gratuite che porteranno la gente comodamente nel centro storico di Chioggia, in Campo Marconi, scenderanno 30 secondi a piedi e arrivano in Campo Duomo dove troveranno già il primo stand. Quindi 6 stand che partiranno da Campo Duomo e arriveranno fino a quasi a Piazza Vigo di fronte a Palazzo Morosini, che è sede dei nostri servizi sociali. Ecco, quindi un Corso del Popolo ovviamente tutto occupato, tutto impegnato. Ringrazio Banca Patavina perché credetemi, al di là
e ho avuto modo di dirlo anche in altre occasioni, al di là dell'amministrazione comunale che c'è in questo momento, credetemi, Banca Patavina è a fianco, non dico del sindaco, dell'amministrazione comunale, ma è al nostro fianco, al fianco della città di Chioggia. Non è la prima volta che ovviamente sponsorizzano i nostri eventi e quindi un grazie anche a loro, perché credetemi, l'organizzazione è mastodontica, sembra una passeggiata, però non è semplice e mi metto nei panni degli stendisti che devono veramente organizzare gli ordini, le bibite, tutto il servizio, e non è una passeggiata semplice. Niente, io non voglio rubare altri minuti preziosi perché vorrei dare la parola, se il consigliere poi che fa da moderatore, dar la parola a qualche stendista anche, perché ovviamente c'è un mare di bellezza che è arrivato primo, sono stati premiati come primo posto l'anno scorso, e dietro un mare di bellezza c'è anche un progetto che va oltre a quello che è la Sagra, un progetto di inclusione, ecco, che è molto importante per la nostra città, perché è una città, credetemi, che merita rispetto perché ha tantissime potenzialità e tantissime associazioni del terzo settore che si occupano anche di persone fragili, di aiuto alle famiglie, e questo, credetemi, è un valore aggiunto e un aiuto fondamentale a un'amministrazione comunale. Poi c'è la cooperativa Sciabica, poi c'è la cooperativa Onda Asi Ciao, due mi sembra che non siano presenti oggi, poi c'è le ostriche e champagne di Gianluca, e poi c'è anche la cicchetteria dei Fasolari, dell'OP Fasolari, che credo che oggi non siano presenti perché un loro rappresentante ha avuto un lutto familiare, però porto i saluti di Paolo Tiozzo, anche mi permetto di portare i saluti di Paolo Tiozzo, perché sicuramente oggi sarebbe stato qui con noi tutti insieme, come eravamo l'altro giorno tutti insieme a protestare contro le regole dell'Europa per il mondo della pesca. Niente, io lascio ancora la parola a Marco Dolfin, grazie mille, vi aspettiamo dal 7 al 16 luglio a Chioggia per la Sagra del Pesce, poi seguite i nostri canali social perché abbiamo pubblicato questa notte la locandina degli eventi di luglio, poi pubblicheremo anche quella degli eventi di agosto, fuochi d'artificio, 14 agosto, 5 agosto Big Bang Company con un personaggio importante che è stato anche a Sanremo. Niente, grazie a tutti veramente, grazie a Marco, perché credo che sia il primo anno che la Sagra del Pesce viene presentata in questa prestigiosa sede che è la sede del Consiglio regionale del Veneto. Grazie a tutti, poi siamo disponibili per altre informazioni. Grazie. Grazie signor Sindaco. Visto che le ha nominati come sponsor, io chiedo appunto al dottor Gianmaria Amato, direttore centrale mercato, di poter essere qui con noi a nome appunto di Banca Patavina. Grazie. Ringrazio io voi, quindi ringrazio sicuramente il Consiglio regionale, grazie Sindaco delle parole spese, quindi io veramente mi limito a un grazie, perché come Banca di Credito Cooperativo è nello statuto l'essere vicino ai territori, e tra l'altro con il Clodiense insomma ci lega una tradizione, una storia veramente che da sempre ha fatto nascere il credito cooperativo di Piove di Sacco, ora e BCC Patavina, e quindi insomma contiamo di continuare in questo percorso. Tra l'altro, e chiudo velocemente, il tema delle associazioni, del volontariato sono scritte in uno statuto di una banca di credito cooperativo, quindi forse non è così conosciuto questo aspetto. Siamo sì banca, ma soprattutto siamo banca di credito cooperativo. Quindi ecco, ancora grazie per l'opportunità e contiamo, insomma, il numero 84 fa impressione vederlo scritto, e quindi ecco, confermiamo la nostra presenza, la nostra vicinanza per tante nuove avventure. Grazie a tutti. Grazie ancora, e ovviamente parola adesso agli stendisti. Chi vuole, lo li chiamo io, chi vuole venire, ben lieto, ecco. Vedi. Ovviamente dopo daremo la parola anche a Proloco, ma diamo un attimo la parola agli stendisti. Buongiorno a tutti, grazie mille, non so se mi sentite. Io sono Alessia Zennaro della Cooperativa Sociale Titoli Minori, una delle 3 cooperative che rappresentano un mare di bellezza. Cos'è un mare di bellezza? È una scommessa, direi vinta, che ci ha dato ragione lo scorso anno,
che racchiude al suo interno 2 cooperative sociali e l'OP Fasolari, che è un'altra cooperativa sociale che si occupa della produzione di questo meraviglioso mollusco che è proprio il fasolaro, che negli ultimi anni fortunatamente insomma si è preso insomma tutto l'onore che merita. Sarà celebrato sicuramente il fasolaro, e quindi al centro di quella che è la parte più gastronomica ci sarà il fasolaro in tutte le sue forme, sia nello stand che abbiamo l'onore di avere insomma sotto il Palazzo Comunale, ma anche appunto nella cicchetteria, che anche l'anno scorso è stata una bella insomma iniziativa che abbiamo visto essere molto fresca e giovane, insomma, e apprezzata dai ragazzi. Ma si celebrerà soprattutto quello che è il progetto sociale di questa unione di intenti. Per noi un mare di bellezza rappresenta inclusione piena, perché noi siamo educatori professionali e siamo psicologi, ma all'occorrenza siamo camerieri che servono ai tavoli insieme alle persone con disabilità che ogni giorno accompagniamo, e per noi questa cosa è importantissima. Il lavoro e rendersi utili delle persone con disabilità per noi insomma è il fulcro e il senso del nostro fare quotidiano. Con noi ci sono tantissimi ragazzi, quindi ci sono tutti i giovani, e vedere questo esercito di ragazzi, di volontari che mettono tutta questa passione, questo impegno per perseguire tutti insieme un fine ultimo in questa progettualità, per noi è veramente importantissimo. Quindi noi siamo pronti, carichi, è vero che è un grande impegno, anche una grande responsabilità. Siamo orgogliosi di essere presenti e auguro buon lavoro a tutti i colleghi stendisti. Ringrazio il sindaco Armelao per la fiducia e ovviamente grazie a tutti per avermi dato la possibilità di raccontare in poche parole ciò che è un mare di bellezza. Vi aspettiamo. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Lucio Perini, presidente della cooperativa Siabica. Siabica è nata circa 15 anni fa, siamo 7 pescherecci che producono 6 le vongole di mare e una fa la pesca di fasolari. Io sono armatore di 3 pescherecci, quindi la saga del pesce è un momento che ci distingue, diciamo, dal mondo che facciamo solito nostro, perché andiamo con i prodotti locali e anche prodotti nostri direttamente nella tavola. È una sfida che da 15 anni la facciamo, anche quest'anno siamo messi in gioco con la nostra produzione e vediamo cosa riusciamo a fare, perché andare a lavorare in mare e poi andare a servire anche nelle tavole, quindi è un grosso impegno per noi. Siccome questa è una cosa che ci viene proprio tramandata sia alla pesca e anche alla cultura, diciamo, di far assaggiare i prodotti locali a tutto il pubblico che viene alla saga del pesce, quindi speriamo che anche quest'anno vengano tantissime persone come tutti gli altri anni. Ringrazio tutti della possibilità che abbiamo avuto oggi di venire qua a Palazzo Ferrofini. Ringrazio tutti di nuovo. Ci vediamo in sagra. Buona giornata. Grazie Lucio. Qualche altro stendista? Forza, Marco? Dai. Salve, allora ringrazio intanto Marco Dolfin di aver organizzato questa conferenza stampa, ringrazio il sindaco Mauro Armelao. La nostra è un ente di promozione sportivo-culturale presente dal 2002, Asicao e Opes sono enti nazionali, noi siamo presenti in Sagra dal 2008 e abbiamo oltre a portare l'associazionismo, abbiamo voluto portare la cultura in Sagra, quindi ogni anno presentiamo diverse attività correlate, tipo le tradizioni popolari che ho giocato con Enrico Marchesan l'ultimo anno e anche quest'anno, gli artisti
locali, Carisi con le sue varie oggettistica e bragozzi tipici. E quindi noi vogliamo che la sagra non sia solo gastronomia, ma sia anche cultura e scenografia. Grazie a tutti, salve. Qualche altro? Cicchetterie? Passiamo alle cicchetterie. Sì, siamo qua. Sì, dopo andiamo qua a provare. Prego. Vuoi sapere troppo? Vai, Gianluca. Buongiorno a tutti, un ringraziamento speciale a voi che ci avete accolto in questa sede molto prestigiosa. Io sono Gianluca Resu, sono definito il padre dell'ostrica a Chioggia, perché dopo tanti anni ho riportato e sto riportando questa cultura dell'allevamento dell'ostrica nella nostra laguna veneta, e come primo ostricoltore della laguna veneta 2 anni fa, l'anno scorso, ho deciso di proporre questo prodotto nella Sagra del Pesce, un evento molto rinomato e molto visitato. Quale meglio di questo per far conoscere questa prelibatezza che nasce nella nostra laguna? Per cui ho deciso di partecipare alla Sagra del Pesce, che il sindaco mi ha dato questo onore, e per deliziarvi tutti, per stupirvi con il sapore e la genuinità di questo prodotto, all'insegna dell'ecosostenibilità e delle rinnovazioni che la laguna sta apportando, e noi dovremo cogliere tutte queste opportunità in un domani. L'ostrica è il nostro esempio, per cui venite alla Sagra del Pesce a gustarla e divertirvi. Grazie a tutti. E ovviamente la Proloco di Chioggia e Sottomarina. Bene, io sono Giordano Fornaro in rappresentanza della Proloco di Chioggia, che patrocina la parte che riguarda gli spettacoli soprattutto. L'elenco degli spettacoli appunto che si svolgeranno in Piazzetta Vigo già scorre nella locandina che vedete alle mie spalle. Sono un gruppo, una band, diversa per ogni serata, e variano tra le più diverse appunto tipologie di musica, dalla musica classica con l'orchestra Zarlino fino alle rock band o la folk dei Truma, che sono un fiore all'occhiello della nostra città. Mentre questo in Piazzetta Vigo. Per quanto riguarda la localizzazione vicino alla casetta della Proloco, che è nei pressi di Palazzo Morari, nella parte sud del Corso del Popolo, ci saranno una serie di eventi per ogni serata, a partire appunto dal 7 di luglio, da venerdì fino a domenica 16. Si alterneranno la banda cittadina, che aprirà proprio le manifestazioni della Sagra del Pesce, l'8 luglio il Teatro dei Pochi ma Boni, la domenica 9 ci sarà la Scuola del Tombolo, che è in procinto in una rete di associazioni a livello nazionale che comprende 24 realtà, di proporsi come patrimonio materiale dell'UNESCO. Il 10 di luglio il Coro Popolare, la Banda Cittadina sempre l'11 di luglio, e a seguire i Pochi ma Boni il 12, Tombolo di nuovo il 13, il 14 ci sarà una parentesi dedicata all'associazione di tutela del Forte San Felice. Erminio Bibi farà un intervento, una serata dedicata appunto a illustrare le caratteristiche di questa realtà. Sabato 15 il Coro Popolare di nuovo, e per chiudere domenica 16 di nuovo il Teatro Pochi ma Boni. Ecco, queste sono le iniziative sostenute dalla Proloco di Chioggia. Grazie a tutti. Grazie. Se qualcuno magari può fare qualche altro intervento, la stampa se vuol fare qualche domanda, qualcun altro, signor Sindaco se vuole dire qualcos'altro, non so, ai margini, o chiudiamo, come vuole.
sono scordato che l'11 di luglio Ah, ok, perfetto. Sì, che l'11 di luglio arriverà anche la Viking, una crociera, quindi vi informo già che dall'11 potreste avere anche degli americani, degli australiani, dei canadesi, degli inglesi che arriveranno, perché li ho già avvisati, ho già avvisato il tour operator che da quel giorno a quel giorno abbiamo, però l'unica crociera che arriva è l'11, è una Viking, quindi ci sono 930 passeggeri, 465 dell'equipaggio che potrebbero essere attirati dalla nostra Sagra del Pesce. Niente, un grazie alla Proloco perché veramente è sempre a fianco nostro, è il vero motore, diciamo, organizzativo anche dell'amministrazione. E adesso vedo che c'è Tamara della cooperativa L'Onda. Grazie. Io ho due cose proprio veloci da dire. Allora, la cooperativa Onda è il secondo anno di attivazione all'interno della Sagra del Pesce, è una cooperativa nuova che ha tanta voglia di fare e di migliorare. È rivolta appunto a cercare appunto di portare delle cose nuove, delle idee, iniziative nuove, ed è fondamentale il discorso della socialità, secondo noi, cioè dello stare insieme, del condividere e di gustare cose buone, insomma, del territorio, valorizzare il territorio, perché Chioggia è cultura, è sapore, ma è anche una città vera, con tanti buoni valori, con gente vera, insomma, e questa è la cosa che secondo me è la peculiarità importante di Chioggia. Basta. Allora andiamo alle conclusioni. Io vi ringrazio tutti di essere stati qui con noi. Ovviamente la prima, come è stato rimarcato, sottolineato prima, è la prima volta che avviene, che parte la conferenza stampa dalla sede regionale, proprio per dare ancora più lustro, più importanza, più valore ancora di più a questa sagra, a questa manifestazione. Ringrazio veramente tutti, perché come si è visto non è soltanto l'aspetto culinario, ma c'è tutto un altro aspetto, tanti altri aspetti che girano attorno a questa sagra, dal mondo del volontariato piuttosto che alla cultura, alla storia, i vari spettacoli teatrali, insomma c'è da fare veramente festa a 360 gradi. Ringrazio anche la presenza della collega Roberta Vianello del Consiglio, che è stata qui con noi, e ovviamente, ripeto, grazie a tutti di nuovo della partecipazione, e spero veramente che sia una grande Sagra del Pesce, l'84esima edizione. Grazie ancora a tutti.